Oggi mi trovo qui con il dottor Nicola Luzzi, è venuto a trovarmi e gli facciamo qualche domanda importante sui prati, visto che lui è un esperto in questo settore. Una cosa che mi viene spesso chiesta è qual è il mulching perfetto, cioè il taglio dell'erba lasciandolo all'interno del prato. Quali sono le condizioni e cosa significano certi termini? Cosa dici, Nicola? Allora, do delle indicazioni piuttosto stringenti. La prima, tagliare quando il prato è asciutto, regola base. Secondo, tagliare frequentemente con il sistema mulching, che sia il robottino o che sia il raserba tradizionale. In questo caso taglieremo sempre una piccola parte di foglia, rispettando sempre la regola dell'1/3, chiaramente ancora di più, perché taglieremo più spesso, quindi una porzione ancora più piccola della lamina fogliare, e il nostro rasaerba ha questa grande capacità di spolverizzare, di distruggere il residuo del taglio e quindi far cadere a terra questo materiale di risulta, che andrà in qualche maniera ad aiutare la pianta, perché comunque andiamo ad apportare sostanza organica sul terreno, ridiamo una parte dei nutrienti al nostro prato e ridiamo anche una frazione di acqua che troviamo all'interno della foglia. Quindi un'azione certamente positiva. Chiaramente è fondamentale la frequenza di taglio, deve essere certamente più stretta rispetto al raserba tradizionale. La regola dell'1/3 con una erba alta 15 cm, io taglio 5 cm d'erba, per quanto io abbia un attrezzo in grado di sminuzzare, ma è sempre una porzione troppo ampia, troppo alta. Quindi quando stiamo parlando di sminuzzare e polverizzare, significa che io vado a tagliare al massimo 2 cm di erba, cioè per fare un mulching perfetto, per restituire al terreno dell'erba in grado di degradarsi e di ridare sostanze nutritive al prato, deve essere ben polverizzata, quindi non devo tagliare una lamina troppo alta. Correggimi se sbaglio, parliamo di tempi per dare indicazioni precise. In una settimana devo tagliare almeno una volta, o addirittura anticipare ogni 4 giorni o 5 giorni se voglio fare il mulching perfetto con un prato irrigato, concimato. Questa è la regola base. Parliamo di un periodo comunque medio primaverile. Certo, quindi dobbiamo mettere i paletti, che a condizione che dopo ognuno in base alla condizione che ha può leggermente allungare o leggermente anticipare, perché ci sono anche degli utenti che hanno degli impianti di irrigazione o dei terreni molto freschi e delle concimazioni fatte bene, quindi il prato lavora molto e quindi il mulching può essere richiesto anche più frequentemente. È per quello che magari a quel punto il robottino potrebbe essere una buona alternativa, perché comunque taglia di continuo, taglia continuamente, taglia sempre più o meno alla stessa altezza e quindi ci fa un mulching perfetto in qualche maniera. Abbiamo capito che quando si parla di mulching si parla di una parola, diciamo, generale, che però può essere ricondotta a delle regole molto semplici e comunque molto diciamo importanti da tenere. Una volta capito questo, ognuno fa il mulching che ritiene opportuno e poi verifica la bontà del mulching con i risultati che avrà nel prato. A questo punto ciao a tutti e buon mulching. Ciao.